Se esiste Equitalia, ci siamo chiesti perché non debba esistere Equimpresa. La volontà dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto è di dare supporto a tutte le PMI che vantano crediti verso la pubblica amministrazione. Da qui, insieme a uno studio di avvocati di Roma, nostri consulenti, stiamo creando, anzi già pronto, lo statuto per mettere in piedi un fondo, un SGR, che possa comprare i crediti certificati dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, verso le imprese che li vantano verso la pubblica amministrazione. Così facendo noi ci accolleremo il credito del privato verso la pubblica amministrazione, quindi verso lo Stato, rimettendo liquidità nel sistema e dando speranza a tutte quelle imprese che altrimenti si sarebbero in forte difficoltà. Vorrei qui ricordare che nel periodo di crisi, dal 2007, un terzo, che è un dato molto significativo, un terzo delle imprese fallite non sono fallite a causa dei problemi contingenti legati al panorama economico internazionale, ma sono fallite a causa del mancato pagamento della pubblica amministrazione verso l'impresa privata. Questo pensiamo che sia totalmente inaccettabile e quindi siamo decisi e volenterosi a mettere in piedi questo sistema che possa dare fiducia e speranza alle nostre punte di diamante nelle industrie che sono nel nostro territorio, nel nostro Veneto e che contribuiscono a dare speranza anche a tutte le famiglie con le quali esse collaborano. Ecco, in termini di tempo c'è già un'idea delle tempistiche? Potenzialmente potrebbe essere pronto anche domani. Stiamo cercando investitori istituzionali che possano darci una mano nell'investire in questo progetto mettendo denaro in questa SGR che verrà creata.